Ci sono novità in vista dell'estate? Il parco sta organizzando qualcosa per magari tanti turisti che arrivano? Sì, intanto al momento ci sono 4 mostre, quindi l'offerta è molto ampia. C'è la mostra al Museo Griffo sui ritrovamenti dello scavo del teatro ellenistico, una mostra a Villa Aurea in collaborazione col British, un'altra mostra di arte contemporanea nell'area ai piedi del Tempio di Giunone, questa in collaborazione con il Comune, sono opere di Giuseppe Agnello, un bravissimo artista del nostro territorio. Ne abbiamo inaugurata un'altra, una mostra fotografica di Edoardo Cicala sullo scavo che è stato fatto al quartiere ellenistico romano. Poi stiamo lavorando anche per gli eventi estivi, abbiamo già una bozza di cartellone che stiamo affinando, come le prime 2 cose che abbiamo già consolidato possiamo presentare, diciamo, il 7 luglio San Calogero incontra la valle, quindi una riedizione di un evento che ha avuto tanto successo l'anno scorso ed è importante perché si lavora, diciamo, attorno all'idea di condivisione con la comunità agrigentina di eventi culturali. L'altro invece è la classica rassegna del Festival del Cinema Archeologico che sarà nella seconda settimana di luglio.